I rami che erano stati tagliati per essere portati via sono rimasti, qui la zona è stata completamente transennata, questo è lo scenario in cui è stato ritrovato ieri pomeriggio, sono stati ritrovati i resti di un cadavere del quale ancora non si è in grado di risalire all'identità. Le prime risposte, quelle basilari per stabilire almeno il sesso, l'età e il momento della morte, potranno arrivare solamente dal risultato delle analisi di laboratorio su quel che rimaneva di uno scheletro umano e dei suoi vestiti, ritrovati casualmente da degli operai impiegati a tagliare degli arbusti nei pressi della rotonda di Via della Chimica a Marghera. Esiti che andranno poi confrontati con le liste delle persone scomparse per cercare di dare un nome e un cognome alla vittima. Al momento tutte le strade rimangono aperte. Via della Chimica è una lunghissima arteria che per chilometri percorre questa zona di Porto Marghera, fatta di una fila interminabile di capannoni, un'arteria percorsa da un traffico infinito di mezzi pesanti. Via della Chimica non è certo il luogo in cui si viene a fare una passeggiata, non ci sono neanche i marciapiedi, ci sono solamente, per così dire, migliaia e migliaia di container e tantissimi capannoni industriali. Lo stato di decomposizione in cui si trovavano le ossa, i vestiti, un paio di scarpe, inducono a pensare che il corpo fosse lì da parecchio tempo. Come ci sia arrivato e rimasto così a lungo, in mezzo a rifiuti e vegetazione selvaggia, se si sia trattato di una morte accidentale o violenta, rimane un mistero. Poco dopo l'allerta degli operai, sul luogo del ritrovamento sono arrivate la polizia locale e la polizia scientifica della questura, assieme ai vigili del fuoco che hanno illuminato l'area. Primo passo di un'indagine che al momento rimane piena di punti interrogativi.